per smagrire la base della vela, no? Ah, e quella deve rimanere sempre smagrita. Dipende dal vento, se c'è molto vento devi smagrire, se ce n'è poco, vedi, così è grassa, e poi così è magra e così è grassa, no? La tagli qui. Sempre in base alla potenza di cui hai bisogno. Con poco vento lo lasci, quando invece inizia a sentire il vento devi se non c'è tirare. onda, se vuoi stringere la vela la devi appiattire, sempre in base alla quindi devi cercare di andare più piatto per eseguire. Poi abbiamo lo spie, prendiamo lo spie. Sì, esatto. Adesso andiamo verso terra, guarda. Entriamo dentro lo scoglio lungo e poi diamo lo spin. Non lo diamo oggi, non lo diamo qui. Sì, si inizia a prepararlo, vai. Tesami il fiocco, Stefano, per favore. Vedi che sta fileggiando? Quindi vado così, no, lo faccio avanti. Sì, lo puoi fare anche a mano. Adesso andiamo di bolina. La maniglia serve solo per, come cazzo si chiama? Lo metto dentro questi giubbotti. Io vengo qui. Va bene. Ecco lo No, però il fiocco non me l'hai spiegato. Questo me lo devi Stefano, tiralo al massimo che puoi, proprio al massimo, cazza a ferro. Va bene. No, se lo vuoi anche di più, devo fare 2 giri. Fagli 2 giri, dai. Ecco, ancora un po'. Ok, fissa adesso, perfetto. Guarda adesso, vedi i filetti sul fiocco? Che adesso sono paralleli alla superficie del mare. Sì, la base è troppo lasca, vedi, è larga. Appiattisci ancora. Perché così tosta? Perché fa attrito.